sorbone. No, non gridare, sarà la sveglia di Rocco. La sveglia di Rocco? La sveglia di Rocco? Alle 5:30 di mattina, ma stiamo scherzando? Dove devo andare questo? Che ne so, mica me l'ha detto. Gesù, ma scusi, ma ieri sera a che ora si è ritirato? Lo sappiamo? Non lo so. Non lo sai? No. Ma tua figlia Giacinta si è ritirata, sì? Spero di sì. Ma come spero? Scusi, ma abiti in questa casa? Qua tu cosa di passaggio? Non ho Certo capito. che abito qua, ma io non ce la faccio ad aspettarli fino alle 5 del mattino sveglia. A un certo punto crollo, mi addormento. Bravo, e quello è il problema, sai qual è? Sai qual è? Che si ritirano troppo tardi i tuoi figli, a mezzanotte devono stare a casa. Sì, capirai, quelli escono alle 11, ma qua a mezzanotte. Per quale problema? Se vanno in giro lo palazzo e sta girando una volta. Guarda, alle 11 a mezzanotte si vanno lì. Sì, vabbè, domani, Ma che domani, da stasera, queste sono le regole, perché qua la notte è fatta per dormire. E allora torniamo a dormire, dai. E andiamo, forza. Ma papà, che fai qualcosa, prego, vieni. Mamma, ma che sta succedendo? Tesoro, è la sveglia di tuo fratello, non ti Ma è preoccupare. proprio un cretino. No, vai, forza, vai là dentro, spegnila, fai qualcosa. Ma come faccio? Quello si chiude la porta a chiave. Guarda qua, c'è spiate tutti quanti. Tranne Non lui. cresce mai, dico io, non cresce mai. Tranne che lui, ma com'è? Sei chiuso dentro, non ho capito. Certo, quello è per la privacy. Ma guarda privacy, butta sta porta a terra che ha già l'umica. Ma che stiamo pazziando, prima mattina. Gli hanno detto un sacco di volte che è pericoloso. Se è un cretino, la colpa è pure vostra. Mamma mia, Giacinta, non esagerare con questo Mi padre. devi chiamare Silvia? Quante volte te lo devo dire? Silvia! Ma tu mi chiami Giacinta, perché ti chiami? Sono quando mi firmo. Ma tu che razza di nome è? Che nome è, dico io? Come mi è venuto in mente? Era il nome di mia madre. E adesso non dare la colpa alla nonna. Sono sicura che anche a lei non piaceva. Mia mamma non si è mai lamentata. E io mi lamento invece, va bene? Mi avete rovinato la vita. Rovinato la vita per un uomo. Fa schifo. Vabbè. Ma il stamattina invece già sta così. Mamma mia. E stasera che succede? Abbusciamo tutti e due, cosa siete pazzi? Attilio, purtroppo Silvia si è lasciata con Paolo. Ah, si sono lasciate finalmente. Mamma mia, a me questo voglio non mi piaceva proprio. Ma... L'ha lasciata lui. Come l'ha lasciato lui? Come si è permesso? Ah, mi ha lasciato mia figlia. Ma lo sai come succedono queste cose tra ragazzi? Una volta lui, una volta lei. E se i lasci, giovani sì. fanno tutto velocemente. È quello il guai, che fanno troppo velocemente. Comunque c'ha ragione tua figlia. Il nome Giacinta è proprio brutto. Anche a me non piaceva proprio. Ciazzicca, perché ci uso tu perché ti chiami Amalia? Era il nome di mia nonna. Lo vedi? Lo vedi? A te ti piace? No. Bravo, tutta sta cosa, Rocco, svegliati, disgraziato, Rocco. Qua non si dorme, in questa casa c'è il divieto di sonno, proprio 24 ore su 24. E vabbè, guarda che se tieni problemi di sonno ti posso dare un consiglio. Che bravi, lo mette cade via, tu vedrai, io xamacca, che dritta. Fatti una canna, vedrai come dormi bene. Lo padre vicino al figlio dice fate una canna, papà, ma siamo tanti lumini, ma non scherziamo proprio. No, ma quando mai? Ma si usa, Ma però che l'ha si detto usa? pure il mio dottore, fa Il bene. dottore ha detto fate canna. Vabbè, Ma c'è sta- ma che parla a fa con te? Tu già sei vecchio quando tenevi 20 anni, figurati ma... Piuttosto dimmi un po' come stai, come va, come va? Bene, bene, da quando è morta tua madre è una meraviglia. Se fatta tu sappi che è di pessimo gusto. No, io dico seriamente, e che ci posso fare? Io con tua madre ho vissuto una vita meravigliosa e ce lo siamo sempre detti tutte e due. Cose da pazzo. Caro mio. Papà, guarda, l'ho fatta con le cialte, non garantisco. Io lo so, ci Però posso faccio dire. una buona marca sistemato, passa. Sì, dammi vedere, dammi vedere. È buono, guarda. Sì, insomma, proprio che ciao, deve... Sto dicendo fatti mamma, che stai dicendo? Parli di mamma come che sa da quanto tempo fosse morta, Ricordo che sono passati solo 6 mesi. Vabbè, ma manca a me, ci vuole tanto tempo, che fra poco me ne vado pure io, come dice il poeta, la strada è lunga ma io ne vedo la fine. De André, lo sapevo, De André che dicevo che sto fatto fa, però tu sei bello fresco e tosto, quindi per piacere non fare i pessimisti perché qua già la vita è un problema, notte, giorno e notte. Tu sei bello fresco e tosto, di 70 anni e pare che ne dire 50, beata a te. Bravo. Anche Luisa mi dice che sembra un cinquantenne. Luisa, casomai, vuoi dire? No, Luisa con la Z è brasiliana. Allora è vero che te la intendi con una ragazza di 25 anni che si chiama Luisa con la Z, è vero che va vestita tutta bella scollacciata, con la minigonna, il taccaspilla, è vero, sì. Già sai tutto come?
stai provando il compleanno? No, no, non me l'hanno detto questo. È vero, te lo dovevo dire io, ma sai com'è? Sono passati appena 2 mesi, volevo dire se la cosa funzionava. Ah, sì, e funziona. Altro che, la grande cara mia. Non capi una cosa panata, non intendevo per fatto là. Se funzionava questa storia. Certo, Secondo i miei gusti te la sei presa un poco troppo giovane. La figlia vecchia, secondo te? Vecchio no, però vicino a te sta con una cinquantenna. Ah, sì? Una sessantenna, te ne vai al cinema, un teatro, la cenetta romantica, la di candela. Non lo so, si qua, a parte te, capite? Per quello che dici tu va bene, ma per quello che dico io ti assicuro che ci vuole una 25enne e ti tira su. Ancora non ti sei scocciato, papà? Niente ancora, no, niente. Ma che il sesso è una scocciatura, non ci capisci, è una cosa bella, fa bene pure alla salute, lo dice il mio medico. Ma che è stupido che ti devi in culo? A 70 anni a fa sesso e fatti il cane, ma chi? Non si conosce. Con te non andrebbe d'accordo. Ha confermato. È vero, se la intende con una ragazza di 25 anni brasiliana che si chiama Luisa. Luisa! Luisa, una Z, Luisa. Che schifezza! Schifezzo 2 Z, Luisa, una Z. Ma ti fa più schifo papà o la signorina? Tutte e due. Bravo. Adesso devi vedere come devi fare. Ti devi tracciare una strada, una via per il tuo futuro. Cioè, già pensato, che cosa vuoi fare? Ah, non lo sai cosa voglio fare? Il cantante. Lo vedi che lo sai? Mamma, ho già scritto una canzone che è una bomba! Sono sicuro che rompo tutti i record di questo mondo, classifiche fini, iTunes, Spotify, tutto. Rocco, tu la testa ti devi rompere, i sogni, il cantante rock non è un mestiere. Sarà un mestiere, ma io quello voglio fare. Ah, insomma, in questa casa mi tappate le ali, tu e papà. Invece di incoraggiarmi mi bloccate. Per voi i sogni sono solo sciocchezze. I sogni sono solo sogni, questo sono. Ma possono diventare realtà. Certo, come no, ma è difficile. Le strade dei sogni sono lunghe, tortuose, lastricate di ostacoli e muri altissimi. Rocco, e tu se ci vai a sbattere non sei preparato, tu ti fai male a mamma. Non ti preoccupare, succede al 100%, garantito. Mi vado a lavare. Vabbè, vai. Qua sono pronta. Oh! Qua ci sta pure il grande artista, l'hai visto? Buongiorno papà, tutto bene? Buongiorno. Sistemato Tutto bene. Ti sei alzato la Sempre sveglia? simpatico come al solito, eh? Perché qualche problema, qualcosa? No, se voi avete problemi io ve lo dico. Perché? Se volete che io faccia un lavoro, o il cantante rock o niente. Ah sì? Problemi? Ma no, ma voi infatti non faccio, vieni qua. Ma Quelli cantanti rock li cercano come il pane. Ieri sera sono andato a casa, sciupatissimo, un cantante rock di spicci, ci devo mandare le coppe, ma come Mi fai ridere, mi vado a lavare. Ma come vai a lavare? Lava la cervella, che forse tuo cambia nipote, vedi, si industria, insomma, fa qualcosa. Mio figlio non vuole fare niente. No, O meglio, qualcosa vuole fare. E che vuole fare, signore? Il cantante. Il cantante. Sì. Capitarò. Se l'ha scelta bene, il Benissimo, mestiere. proprio. Ma può essere che è una cosa di passaggio, ragazzi, per le fissazioni, lo sapete. Ma poi tutti quanti, signore, abbiamo avuto un sogno. Se ce ne fate pure quella, sti poveri guaglioni, che ci resta? Ma perché voi un sogno non lo tenevate? Beh, sì, Elisa, Eh. certo. Io volevo fare la ballerina, La ballerina. ma non l'ho realizzato. Ah, anche io lo tenevo, signore, un sogno. E il tuo qual è? Il mio. Non lo dovrei dire per scaramanzia, ma la verità è che non ce la faccio proprio a trattenerla, ve lo posso dire. Allora dimmelo, Elisa, dimmelo, sono curiosa. Sapete, signora, quei teatri importanti, lirici, dove fanno la Traviata, la Turandot, la Bohème? Ah, sì, magnifico! Domani c'è un provino al Teatro San Carlo! Come cantante lirica! No, come senatrice. Amalia, senti, io sono stata molto indecisa se parlarti o non parlarti. Poi mi sono detta, sono la mamma, ho il dovere di dirglielo. Mamma, mi stai facendo venire l'ansia, per favore, mi puoi dire che cos'è? Che cos'è? Mamma, tuo marito è un fedigrafo. Attilio. Ma perché quando marita tiene, scusa? E certo Attilio, naturalmente, se la fa con una molto più giovane di lui, ecco. Te l'ho detto. Ma dici che secondo me stai pensando al padre, quello è il padre. Ma quale padre? La mia portinaia Esterina, che c'è il marito Pasquale che fa il tassista, la settimana scorsa li ha accompagnati alla fiera di Posillipo. Ah, Posillipo? Sì. E quell'Attilio insisteva, Sì. che doveva andare per forza perché c'era una fiera sulle Madonne. Brava, Maron se l'è portatissa però, insomma. Mamma mia! Cara, Io Madonna. ci sono cascata come una cretina. Va bene, era tutta una scusa, ma mo non ti mortificare, tu che ne potevi sapere. Adesso però lo sai e vediamo che dobbiamo fare, eh? Su, diamoci da fare. Che cosa devo fare? Che cosa Come devo... che cosa devi fare? E ora sei una reazione la dovrai pure avere, no? Mamma, e tu che cosa faresti? Io cosa farei? Andrei subito nella stanza, le 4 pezze in una valigia e le valigie fuori alla porta, immediatamente. Mamma, ma io devo prima capire se è vero, devo appurare la
Allora, indaghiamo, chiamiamo Scotland Yard, Sherlock Holmes, quando avrai la certezza di questa cosa, poi me lo fai sapere e darai ragione a tua madre, va bene? Va bene, io il mio dovere l'ho fatto. Dove vai? Cara, io ho una giornata pienissima, ho tanti di quegli impegni, non sto qui a ciondolare come state voi per casa tua e quello smidollato di tuo marito. Ho da fare e me ne devo andare, va bene? Però tu fammi avere tue notizie. Va Cara, mi raccomando, occhio, va bene? Va bene. Ciao cara, ciao! Ciao mamma, ciao. Mi tradisce, certo che mi tradisce. Io gli dico sempre no. Adesso ho capito, però troppi no alla lunga non vanno bene. E che cosa devo fare? Devo vedere come devo fare. Ho capito. Adesso lo devo riconquistare e si inizia dalle mutande. Che sono venuto a fare qua? Voi da me che cosa volete che io vi dica? Perché qua deve entrare il prete che c'è in voi in gioco, Dovete indagare, scrutare, captare, capire sta guagliona a mio padre, che boh! Perché sta con mio padre, avete capito? Volete delle informazioni Bravo. su questa fanciulla? Informazioni dettagliate in maniera tale che noi possiamo fare una strategia per fronteggiare il nemico. Ci vogliono 3.000 euro. Niente di meno. 3.000. Sì, perché io il campetto di calcio dei ragazzini lo devo fare con l'erba vera, non con l'erba sintetica, perché l'erba sintetica porta i pidocchi, porta gli insetti. Ditemi una cosa. Avete una foto di questa fanciulla, non lo so come si chiama di nome, di cognome? Luisa, sappiamo solo che siamo Luisa e tiene 25 anni ed è brasiliana, poi non sappiamo niente di più. Ah, allora per venire a capo di questa situazione ci vuole un detective. Bravo, Uno che segue vostro padre per una decina di giorni. Bravo. Io ne conosco uno molto riservato. E chiamiamolo subito. Ci vogliono 3.000 euro. Ancora? Ma con campetto di calcio dei creatori? No, è il costo del detective. Mio Mio fratello fa il detective. Vostro fratello fa il detective? Sì, mio fratello fa il detective e c'ha una tariffa di 300 euro al giorno. Per 10 giorni 3.000 euro. Signore, dite a vostro fratello che ha un giorno, basta avanza. Perché più di 300 euro a vostro fratello non gli posso. Allora, signora Tini, io mo... Sei Attilio Baffone? Sì. Sono Luisa do Nascimento, senza do Brasil Paraviento. Scusa, ma sai, in Brasile avere tutti nomi molto grandi. È mica solo un uomo, signorina, no, dico... Signorine, scusate, in cosa vi posso essere utile? Perché non saprei come aiutarvi, vi prego, che vengo perché non sa mai se mia moglie qua solo tu c'hanno un casino. Ma perché tu dire così? Perché casino? Io non avere fatto niente, io volere solo parlare con te. Eppure a me mi piacesse parlare con te, solamente che si vede mia moglie che ci spieghiamo in Brasile, cangoppo, come glielo dico, Senta, signora Attilo Baffone, giusto? Sì. Che meraviglia questi nomi italiani, corti. Solo un nome però, signorina, è un caso. Adesso sono tornato, un messaggio mi hai lasciato, ma io non ti ho cercato e tu mi hai mollato. Bravi, se fosse stato stesse mollato in un pacco, ma va così. Non ti piace? Ma che musica questa? Perché tu capisci di musica, Non è perché tu sì, no, tu non capisci proprio. Ciao Rocco. Ma perché li conoscete già? Già avete fatto tutte le presentazioni? Magari. Ciao, ma tu chi sei? Sono Luisa do Nascimento, senza do Brasil Paraviento, la fidanzata di tuo nonno. Veramente? Di mio nonno? Bravo. Hai capito il Hai nonno? capito, no? Complimenti! Così pazzo. Certo, non so come farà il nonno a rendervi contenta, però ci sono tante altre qualità. Il nonno, per esempio, è simpaticissimo. È vero, lui fa molto ridere me. A me invece mi fa chiacchiere, papà. Perché? Perché si fa a me? Ascolta. Lui parla spesso meglio di te, lui dire che tu vuoi fare cantante, Ah. è vero? È vero. E a differenza di qualcuno, il nonno in me ci crede. Solo un nonno può credere a te, fidati, che è garantito. Senti Luisa, il nonno, trattalo bene che ci tengo. Eh. Anzi, mi faresti un favore? Gli daresti un bacio da parte mia? Certo, io do lui un bacio da parte tua. No, non hai capito. Io il bacio lo do a te, tu poi lo dai a lui. Diamine un po' senza macchina in età, per piacere, signorina, brutti figure, va fuori rock in da stanza. Ma sono passato al rap! Rap, rock, vatti giuro che è meglio. Senta, signora Attilio, io non posso spiegarle tutto. No. Questo deve farlo suo padre. Bravo. Io sono venuta qui per dire una cosa e adesso gliela dico. E qual è questa? Suo padre me vuole sposare. Vabbè, mio padre. Mio padre la vuole. Lei chiaramente mica ha detto di no, sicuramente a mio padre, no? Ha detto. Vede, signora Attilio, mi dispiace, ma io ho detto sì. Come sì? Io ho detto sì al matrimonio. Ha detto di siamo matrimonio. E come c'è venuto questo matrimonio? Dice questo matrimonio.
Perché hai detto di sì al matrimonio? Io come faccio a capussare? Ma non mi sento male. Vieni qui. Signor Attilio. Signor Attilio. Oh mio Dio. Ma manca l'aria. Ma manca l'aria. Ma mi sono via. Come posso aiutare? Vuoi che le faccia la respirazione bocca a bocca? La respirazione bocca a bocca, forza po'. No, io ho bevuto il rum e non so. Non fa niente, mi piace il rum, ma va. La respirazione bocca a bocca. Allora, Io ne sapessi che cosa ho comprato! Oh, mamma mia! Attilio, che cosa ci fa? Che cosa ci fa a terra? Che cosa è signora, successo? non si preoccupi. È svenuto ed è caduto per terra. È svenuto! Oh, mamma mia, signorina, chi è? Chi è? Sono Luisa do Nascimento, senza Brasil Paraviento. Piacere. Signorina Paraviento, altro che viento, qua viene un uragano, se non mi dite subito. Che cosa ci fate in casa mia? Stessa per dare in prosciutto di baciare mio marito. 5 minuti più tardi, 5 minuti. Volevo fargli la respirazione bocca a bocca. Ah sì, bocca a bocca. Ma manca l'aria, ma manca l'aria. Dice che non riusciva a respirare. E dice proprio bene, perché tra poco non respirerà proprio più. Perché lo ammazzo io, questo Bocca a disgraziato, bocca. che non solo mi tradisce, ma poi me la porta pure in casa. Bocca a No, bocca. signora, se sbaglia no è così. Ah, ecco me. Attilio, svegliati. Svegliati, Attilio, alzati. Per favore. Ma come dov'è? Chi è questo? Chi è? Chi è? Ma perché non vi siete Ho presentati? capito solo Paraviento qualcosa. Signora, sono Luisa, la fidanzata di suo suocero. La zoccola! Ho una Z, sei una. Luisa, Facilao dire così. brava, facile. Signorina, che cosa siete venuti a fare in casa mia? Sono venuta qui per dire al figlio del mio fidanzato che suo padre mi vuole sposare. Brava. Chi mi vuole sposare? Papà, papà, sei congiurato. Oh, mamma mia, quel vecchio zozzoso! Oh, mamma mia! Ma ci chiama mamma. E poi ci danno lo spratto! Brava. Mi sarà Mamma mia, mi manca... sotto i ponti. E ti mi manca l'aria! Non deve pure a me. Mamma mia! Oh mio Dio! Forse è meglio se io andare. Brava, forse capite. Però prima tu dire una cosa. Ma tu essere contento che tuo padre sposare me? E mo gira pure. Niente meno sul ruscicato per terra, non appena preso. Ma te ne vai o no? Arrivederci. Amalia, Amalia, prenditi su. Lo so, quello è un mancamento tale, ti è mancato un po' l'aria, pure a me mi è successo un minuto fa. Attilio, fammi la respirazione No, bocca a bocca! Ho bevuto il rum, a te i liquori non ti piacciono. Bocca a bocca! No, non ti preoccupare, vedi, conta fino a 10 l'attacco. Adesso me ne vado, scendo e poi ritorno, ma io non me lo scordo. Io non può non grave. sono sordo, Se in tassa casa ci vedessi di parte, no? Sciate per terra, se saluta e se ne vanno pure, cosa fa? Andiamo, alzati. Andiamo, Mi gira la testa! è un attacco di panico. E lo so, respira profondamente, è capitato pure a me prima. Ma stavo no, pure Paolo! Va. Se vabbè domani! Giacinta. Ma non è così! Ma non è come Posso studiare? Giacinta, posso telefonare? Mamma, non si... Che hai fatto la mamma? Non si è sentita bene, ha avuto un E mancamento. perché? L'hai picchiata? Ma chi? Dimmi la verità, l'hai picchiata! Ma ho mai messo le mani addosso a qualcuno in questa casa io? No. E ho sbagliato, ti pare una faccia fatta da tutto quanto. E allora che è successo? È svenuta, ha avuto un mancamento. Cara Maria, mi duole dirlo, ma questa volta tuo marito ha veramente ragione. Questo matrimonio è meglio che non si faccia. Hai ragione tu, mamma, certo che hai ragione, ma come fai a impedirlo? Lui lo vuole per forza, lei non ne parliamo proprio, non vede l'ora. E va bene, ma in tutto questo tuo marito che ha detto? Dice che ci sta pensando. Tu ci sta pensando? E che tiene da pensare? È maggiorenne lui, è maggiorenne lei, quando due vogliono nessuno ci può... Ah, piuttosto, ma del tradimento che cosa ha detto? Del tradimento. Mamma, non gliel'ho chiesto. Come non gliel'hai chiesto? Non lo voglio sapere. Non lo vuoi sapere? Ma sei impazzita? E che stai così senza fare niente? Rimani inerte? Mamma, ma che devo fare? Lo devo cacciare di casa? Bravo, 2 giorni in una bella pensioncina, 2 stelle, anzi pur senza stelle, gli farebbero proprio bene. Ecco, diciamo la verità.
mamma, non scherzare. Che devo fare? Devo buttare all'aria un matrimonio? No, hai ragione, tieniti le corna che è molto meglio, meno complicato. Ma non dico questo. Vostro padre è un semplice pensionato. Ma questi soldi, dove stanno? Ma come dove stanno? Che mio padre viene una signora pensione, mica una pensioncina così, una signora pensione. sempre pensione. E poi è proprietario di questa casa. E voi gli pagate il fitto? Cioè, zicca, la casa è mia, Avete detto che è di vostro padre? Si possa Sì, dire? ma siccome io sono l'unico erede, come si dice? Unigenitum sit eres. Si capisce che la casa viene a me, ma se mio padre si dovesse sposare con questa signorina paraculo, paraviento, com'era paraviento? Alla fine che cosa succede? Che cosa succede? Che io da unigenitum sit eres divento lo strunzum di qual postibus. Avete capito com'è? Signor Attili, ma questo non è latino. Non è latino, ma rende perfettamente l'idea. Da qui, caghi, lo prende in quel posto, sono io. Sì. E che va detto, ragazzi? La casa me l'ha detto che ve la volete intestare per forza. È vero. Qual è il problema? Ci vogliono 3.000 euro. No, ma no, magari è una fissazione. Magari è prezzo fisso. No, nessuna fissazione. È il costo del notaio. Io ne conosco uno bravissimo. Ah, ma capito, dite pure a un frate che fu un notaio. No, è mio nipote, una persona veramente in gamba. Allora fate così, ve l'ho detto io. Convincete a mio padre a intestarmi questa benedetta casa e dopo vi posso garantire che l'altro lo facciamo da vostro zio. Chi era? Mio nipote. Sempre in famiglia rimane i soldi, no? E guarda l'orologio, per me è sempre presto. La notte è come il giorno, ma sempre poi ritorno. La notte è come il giorno, ma sempre poi ritorno. Yeah! Ciao, no! Sta proprio un coiate, Neanche stavolta mi ha visto. Ma gente, chi non va visto non va sentito, è sul cicata. Questi sono i giovani di oggi. Io perciò sto sempre zitto in questa casa, perché non sia mai io mi arrabbio. Sapete che succede se io mi arrabbio? Prendo e parto. E dove dovete andare, signor Attili? No, nel senso che se iniziamo a fare una discussione per evitare di fare danni, alzo e me ne vado, ecco. Allora dovete andare da qualche parte. Ma c'è nessuna parte, tranquillo, mi sto spiegando che è un fatto di quando uno, sapete, si alza e che se ne va, ecco. Buongiorno, Don Guido. Buongiorno, Come signorina. state, caro Don Guido? Bene, grazie. Lei? Io benissimo e sono certa che questo cafone di mio genero non vi ha offerto niente. Ha ragione, mia suocera. Mi posso offrire qualcosa? No. Un zambitello? No, Una sambuca? no, Sembra un grazie, bicchiere, grazie. sana. Signor Attili, vi ringrazio, ma sono in servizio. In servizio? E che facendo carabiniera? In servizio? Questa battuta la faccio sempre, signor Attili, non mi ha fatto E ridere. non l'ho capita. E per dirvi che ogni volta che vado a casa dei miei parrocchiani, tra la grappa, il limoncello, l'amaro e il caffè, o torno in parrocchia barcollante perché ubriaco o col fegato Il spappato. concetto in coppo. Bravo. E quello oggi fare il prete è un mestiere duro, ecco. Un mestiere duro! Un mestiere duro che ti ha fatto di mio genero, incredibile! Scusate, perché non è così, quindi fare il prete oggi non è un mestiere duro, come tutti i mestieri. Mio nipote fa il notaio, Ma vedete? sì, se voi sta a fare, se scusate, vostra figlia dove sta? Mia figlia è di là che si fa bella per vossignoria, ma io non posso dire niente, è un Mi devo segreto. preoccupare. No, se dipendesse da me, e valigia fuori la porta, Stefano. Le valigie? Allora dovete andare da qualche parte. No! Me lo volete? Non devo andare da... Fermati! Gira qua! Faccio combinare! Mamma scusa! Ti hai fatto male? Si è tuffato vicino di mano, così va. Hai visto a non farlo mai, che succeda? Chiama, alzati, ti hai fatto male, alzati! Piano piano, Madonna mia! Alzati, fammi preso! Ma non c'è nessuno! Infatti
pagamento. Ancora! L'hai picchiata di nuovo! Ha già cominciato a mettere in mano in volo. Ma allora che è successo? È venuta che... Senti, Giacinta, capire? Oh, mi devi chiamare Silvia! È svenuta, ha avuto un mancamento e si è sentita. Mamma. Con la pelliccia. Che la pelliccia non si costa mica. È vietato, tu si mette la pelliccia e non svine, capito? E Soffre perché pressione stavate... bassa e metti la pelliccia perché non sparta in terra. La pelliccia. E perché stavate al buio? Perché stavamo al buio? Perché stavate... Perché siamo a buio? Perché se n'è andata la corrente. Sì. Mamma, come ti senti? Bene, tesoro, non ti preoccupare, ma piuttosto tu. Già sei tornata dall'università? Sì, l'esame non si è fatto. Che peccato. Non lo dire a me, lo sto preparando da 2 mesi, adesso devo aspettare la prossima sessione. E aspettavo là, no? Ci facevo male. Così. Comunque, ho incontrato il nonno. Il nonno, ho incontrato il nonno, Che t'ha detto? Stava con una ragazza, una certa Donascimento, para qualcosa. Paramento. Sì, ha detto che stasera viene qui perché ce la vuole far conoscere. La conosciamo già. Ti ha detto qualche altra cosa? Ha detto che ci deve dare una grande notizia. Ah, sì. La sappiamo già la sappiamo. notizia. Mamma, qual è? Qual è? Qual è? Te la dice tuo padre, qual è? Ma perché sei rilascio? Perché mi fate zitto una moda di nave? E insomma, basta! Allora adesso se non mi dite subito che cosa sta succedendo, giuro che me ne vado e non torno più! Lui Sicilia, che se no non torni più. Ma perché sempre queste cose proprio da estremisti vita o morte? Perché? Perché? Calma, Davide è bella. Ah. Il nonno si sposa. E da come lo dici sembra che sia morto. Era meglio. Ma cosa? Tesoro, tesoro, tuo padre sta nervoso perché pensa che se il nonno si sposa, poi la casa, come facciamo noi? Ci danno lo sfratto, ti rendi conto? Ma scusa, ma perché non te la compri tu, una casa tua? Magari con i tuoi soldi se ne sei capace? Al nonno non gliel'hanno mica regalata, la casa è sua e se ne fa quello che vuole. Vabbè. Comunque, sia chiara una cosa. Che cosa? Che se devo venire al matrimonio mi serve un vestito decente. Adesso mi state aprendo la mente perché io avevo un'idea di cambiare qualcosa nella chiesa per le comunioni. Bravo, Don Guido. Tenete che lo crocifisso che non si può guardare giù. Abbiate bontà. Ma perché sono cambiati i modelli? Ma che sono cambiati i modelli? Quando mai? Ha fatto il suo e basta, va cambiato. Io ne tengo uno bellissimo, guardate, spettacolare. E ditemi una cosa, Senatino, quanto costerebbe questo crocifisso? 3.000 euro. Esagerato, 3.000 euro un crocifisso, signora T. Ma esagerazione è incredibile. Ma- non si può ni spendersi Ma solo. voi l'avete visto il crocifisso? No. No, quello è alto 1,80 m. Mica piccolo, è alto, fatti in pasta di legno. I chiodi vengono direttamente da Gerusalemme. Addirittura. Io tengo al mio cugino che fa il fabbro e me li spedisce. E ditemi una cosa, almeno lo posso vedere questo crocifisso? Venite al negozio per lo... Ah, ce l'ho dentro alla stanza, una riproduzione piccola di quello che vi siete appena comprato. Perché io non mi sono comprato niente. Comprato. Silvia, ma è la porta, ma perché non apri? E finalmente l'hai sentita? Senti, ascolta, questo è sicuramente Paolo. Se è lui, non lo fare entrare, digli che non ci sono, hai capito? Ma perché che è successo qualcosa? Eh no, questi non sono fatti tuoi. Ma come non sono fatti miei? In questa casa mi riguarda tutto. Allora, la verità è che con voi ci vuole pazienza. Ecco, brava, tieni pazienza, insomma, hai capito? Se lui non lo fare entrare, va bene? Ho capito, ho capito. Ecco, brava, non era complicato. Siete voi complicati. Signore, buongiorno signora Amalia. Elisa. Vi avevo detto signora che sei venuta a delineare il provino? Sì, certo, e com'è andato? Signora, ce l'ho fatta finalmente! Mica mi stai prendendo in giro, Elisa. No, è tutto vero, signore. Finalmente, dopo tanto tempo, L'ho preso anch'io. Auguri, Elisa, congratulazioni. Vedete, signora T, l'amore quando arriva subito si vede. Io ti ho detto che con te non ci voglio parlare più. Ma come ti sei permesso di venire a casa mia, mamma? Mamma, dov'è mamma? Calma, vuoi finire di distillare, sì o no? Stai calma, che cos'è tutto sto casino? Ho detto a lei che non doveva venire, invece eccolo qua, ma che parla bambera? Aveva aperto tuo padre, non tua madre. Quello tu, Allora sei stato tu? Sì, l'ho aperta, hanno bussato aperte, non sapevo che non bisognava aprire se veniva lui, che cosa avesse, comunque si apre aperto comunque, ok? Grazie, signora T. Ciao Giacinta, ciao. Ancora Giacinta? Che mi ha chiamato Giacinta? Dove? Eccolo qua. Salvo lo Don Guido, perché
Chi è Wikipedia? Don Guido Wikipedia, lo sai, che è un nome famoso, com'è? È il nome di una nobildonna, la figlia di un conte e della contessa di Vignaletto. Ah, E a me che me ne frega, poteva essere anche una regina. Ma veramente una santa, Santa Giacinta. Non mi piace uguale, va bene? Giacinta, io ti cresi un'altra volta. bravo Don Guido, andiamo. Senti forza. Silvia, non dobbiamo parlare. No, io con te non ci voglio parlare. Ma non è come te l'ho raccontato? Non me l'hanno raccontato, l'ho visto. E allora hai visto male? No, ho visto benissimo. Hai visto male? Signorati, ma secondo voi ha visto bene o ha visto male? Ho detto che ho visto benissimo. Mi togli una curiosità, ma che le hai fatto che sei nervosito in questo modo? Ma non le ho fatto niente, sarà solo gelosia. Però il fatto è che io sono molto bello. E dato che sono molto bello, parecchie donne mi corrono dietro. Non per dire, ma io ho 4.000 amici su Facebook, 5.000 follower su Twitter e 10.000 like su Instagram. Quindi ogni volta è sempre un casino. Insomma, avete capito? No. Vabbè, allora parla qua. No, non parlare, non parlare, non ti sprecare, chi te lo fa fare? Stai calmo, non parlare. Signorati, vi do 2.300 euro a rate e mi prendo il crocifisso. Vi piace il crocifisso? Ci vogliono 3.000 euro. Anzi, vicino, vi metto anche una bella È statuetta. inutile che fai l'offesa, io qua rimango tutta la notte, se serve anche domani, mi hai sentito? Scusi, ma Paolo, ma che dici? Dice, ma che dice? Sì, ma fai dici, tu lo dici? Non no? c'è bisogno, già lo so, le dice che non mi ama più, che non mi vuole dire più, che io per lei non sono nulla. Ma chiude alla bere, lo so benissimo che non è vero. Non è vero. E no che non è vero. Ma è vero o non è vero, Va signorati? bene Non lei. capite niente. Anche io. È tutto il contrario, Silvia si comporta così perché stravede per me e si comporta da pazza gelosa. Non sa mai che metto like su Facebook ci do un casino. Non lo mettono sto like, studio, cancella, ti faccio sapere. Comunque non vi preoccupate, tempo 2 ore viene qua a parlare. 2 ore! Non ci posso scommettere. 2 ore, non ce la faccio 2 ore, Don Guido, pensavo che i figli miei non erano normali, ma è proprio tutta la generazione che ha problemi seri. Non sono smemorato e neppure smidollato. Io sono scostumato eppure sfortunato. Ciao Rocco! Ma De Guido, buongiorno. Ma visto voi? Ciao Rocco. Che ci fai qua? Sono a parlare con tua sorella, ma lei non vuole parlare con me? Ah, e perché? Perché? Che domanda lo fai? Perché tua sorella non vuole parlare? Che è una domanda questa? C'hai ragione. Contiene già la risposta, tua sorella è una pazza isterica e non vuole parlare con lui. Ah, come al solito, 2 ore e le passe. Avete visto che vi avevo detto? Anche lui la conosce bene. Paolo, hai sentito il nuovo pezzo che ho messo su YouTube? Sì, fra, è proprio una bomba. Veramente? Già l'ho imparato a memoria. Sì. L'amore è un bisogno. Ti tiene sempre sveglio. Ci vuole molto impegno. Se sbagli me lo segno. Io non perdo tempo. Se voglio me lo prendo. E non sto mai fermo. Ah! Svengo! Che possiamo fare? Vi do 3.000 euro in 5 anni, a rate e mi prendo il crocifisso. Una roba, no. 5 anni, 5 anni. Bellissimo! Papà, hai visto come viene bene a duetto? Io non sto mai fermo, se voglio me lo prendo. Yeah! Anche una guida. Può passare a dire, cazzo. Nessuno da... Ma non vuoi Massimo Ranieri, Adriano Celentano, Peppino Di Capri, a me piace Peppino Di Capri. ti metti a fuoco piano bar, vai a fare i matrimoni, guadagniamo più soldi a papà. Ma quale piano bar, quali matrimoni? A me che ci vogliono gli stadi. O gli stadi o niente. Ciao padre Guido, ciao amico mio. Adesso me ne vado, nella stanza mia. E vai amico mio che io rimango qua. Yeah!